Picciotti di Sicilia tutto tondo, eccoci qua. Oggi vi porteremo a scoprire l'ennesima eccellenza siciliana. Siamo ad Aglia, un piccolissimo paese in provincia di Palermo che custodisce però un magnifico tesoro, ovvero le Le grotte grotte della della Curfa. Bravo amore, sei C'è preparato? scritto da, perché ci sono preparato, amore. Allora, picciotti, pronti a scoprire questa ennesima bellezza ed eccellenza siciliana? C'è un volontario preparatissimo che vi accompagnerà in questo viaggetto, in questo mini viaggio. Però attenzione, perché di queste grotte non si sa nulla, quindi un'eccellenza avvolta nel mistero, Le solite picciotti. cose siciliane, amore. Le solite cose siciliane. Quindi, picciotti, mi raccomando, pronti, partenza e via, andiamo. Picciotti, allora questa è la stradina che abbiamo percorso per arrivare all'ingresso delle grotte. La strada è faticosissima, già ve lo diciamo, però poi c'è questa meraviglia che vi aspetta. Eccoci qua, eccoci. Allora, pronti? La guida sta arrivando, noi dobbiamo entrare. Amore, vuoi dire qualcosa? Io sono Sei? pronto, vedi, sono in assetto, porta tutte le cose di Michaela. Il giubbotto tu attaccato, il mio attaccato, il tuo Poverino, passaporto. poverino. Tanto sei tu oggi protagonista, quindi. Allora, picciotti, entriamo, dai. Picciotti, la guida è arrivata, abbiamo pagato il ticket, noi abbiamo pagato 5 euro perché non siamo un gruppo. Se invece decidete di venire in gruppo, quindi almeno 15 persone, pagate 3 euro, avete un piccolo sconticino. Quindi aspettiamo che ci chiamino, aspettiamo. Va bene, amore, Siamo in aspettiamo. attesa. Possiamo andare? Ti vedi la guida studio? Sì, sì, Attenta dove metti i piedi. piano piano. Che bello! Wow! Guarda che bello! Guarda, qua ci sono delle scale. Dove? Ah, qua sì. Che non portano a nulla ora però. Che bello, vero? Facciamo una specie di cosa, facciamo un balconcino. Di conca. Dov'è il balcone? Ah, là sopra. Forse ci possiamo salire adesso. Sì, da là fuori. sopra. Che bello. E qua pure, guarda, secondo me di là sopra ci sono tipo delle finescelle. Girati. Dove? Di qua? Sopra la nostra testa, vedi? Sì? Ci sono tipo delle piccole finescelle. Ah, vedo, E sì. là c'era una grande. E qua Sì, c'era sì, una. sì. Bello. Abbiamo 16 metri di altezza per 14 di grado, ma dovete considerare che in origine, la pianta originaria di questa escavazione è leggermente più vicina e doveva seguire questo spigolo qua. Da qui alla fine di quella scala, questa sezione, vedete che è di un altro colorito? Se guardate là, vedete proprio lo stato del materiale, vedete? Questo piccolo spicchio l'hanno allargato dopo, l'hanno rimaneggiato dopo e l'hanno anche abitato in epoca medievale. Aspetta, aspetta. Dimmi, amore. Sì? Vieni, vieni, vieni. Ah, Vengo io ecco. e ora noi andiamo là. Noi andiamo sopra là. Succheremo un cassuta. No, addirittura. No, speriamo di no. Che hai detto, amore? Speriamo di no, speriamo di no. Ok, allora adesso saliamo al secondo piano. Abbiamo appena visitato il primo piano, ora andiamo sopra. Ah, perfetto, ma non ce n'è ascensore. No, ci sono queste scalette. Vai, Attenzione. vai che ti seguiamo. Attenzione, Omar. Vediamo se ce la faccio. Vai che ce la fai, ma a te guardiamo tutte. A tutti? Sì. No, no. Forza, allora tutta la palestra chi fa chi serve. Nel frattempo provate a leggere le date. piccolissimo. Ehi, già sei in panico? No, ci sono le finestre. Vai, vai, vai. Vabbè, questa regge comunque. Eccoci qua. Guarda quanti ce n'è. Questa è la seconda parte, il secondo livello. Secondo livello? Andiamo a vedere là, ci andiamo a affacciare?
Attento a ne chi metti i piedini, amore. Poi dove guardavamo giù? Sì, vedi? Si vede giù. E poi si prosegue ancora. Scusa. No, fai. Ah, ecco, ora arriviamo fino a là. C'è il balconcino che dà là. No, ma si ci arriva. Qua è buio, attenzione amore, Oh, aia. Ecco, Picciotti sì, a tutta donna abbiamo perso a Michaela, ah, guarda. Ma è altissimo, io ho le vertigini. Penso io, amore. E qua siamo nella parte superiore che vedevamo prima da giù. Questo è il balconcino. Ciao. Ah, ecco, e qua si vede pure, vedi? Qua è pericoloso perché soffre di vertigini, no? Quindi tu. Sì. Andiamo indietro. Ciao. Picciotti di Sicilia tutto tondo, abbiamo terminato anche questa ennesima gita in questa ennesima eccellenza siciliana, quindi mi raccomando venite ad Aglia e venite qua a visitare queste grotte. Mua! Ciao Picciotti.